Luca Parlattini, oggi è arrivata una vittoria sofferta per 3-1, però grazie alla vittoria di oggi siete anche riusciti a riguadagnare il primato in classifica grazie alla sconfitta del Volleyball Udine. Sì, a parte i risultati degli altri, quest'anno comunque sarà un campionato estremamente aperto dove puoi vincere e perdere da chiunque. È stato molto importante il nostro risultato e la nostra reazione dopo aver perso il primo set contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, dove non siamo riusciti a esprimere bene il nostro gioco nel primo parziale, ma l'abbiamo ripreso con gli interessi dal secondo set in poi, nonostante un importante infortunio a Sharon Bisoffi che ci ha un po' destabilizzato. L'ingresso di Emma Galbero però non l'ha fatta per niente rimpiangere. La prossima giornata sarà proprio controllata per provare a difendere il primato in classifica che vi siete appena riconquistati. Sì, adesso questa cosa del conquistare il primato in classifica è una cosa che a me non piace tanto, cioè noi dobbiamo lottare ogni gara per provare a fare il miglior gioco che c'è nelle corde in quella giornata e vedere come va il campionato, perché se iniziamo a fare conti succede come sabato scorso che non riusciamo a esprimere gioco, dobbiamo giocare a testa libera. Tornando alla partita di oggi, proprio l'ingresso di Emma Galbero è stato molto importante. Quest'anno c'è la possibilità, oltre ad avere le solite titolari, avere anche nelle panchinare una buona sostituzione quest'anno? Sì, stanno lavorando bene, sono persone che comunque vengono in palestra, si impegnano sempre tanto e per Emma oggi questa occasione l'ha ripagata di tanti sforzi che sta facendo e ha dato un grosso contributo alla squadra giocando con personalità in tutti i fondamentali. E quindi è stato un gran bel segnale per lei, una grande iniezione di fiducia per lei e un valore aggiunto per la squadra che sa di poter contare su giocatrici come lei. Grazie Luca, in bocca al lupo per la prossima. Crepi il lupo!